ed immaginare tutti. Quest'anno abbiamo inserito all'interno del Martin Fest un nuovo calendario, quindi come ausilio del Ministero del Turismo e dell'assessorato regionale al turismo, ossia ECNET. Quindi istituito a questo punto di incontro dove i prodotti e quindi la nuova gastronomia siciliana farà da sfondo quelle che sono le bellezze architettoniche del nostro territorio. Siete a circa 700 metri di altezza, questo si chiama Monte San Fratello, originariamente Monte San Filadelfio, e dove potete ammirare questo bellissimo santuario dei Tre Santi. È un santuario antichissimo, quindi dove c'erano presenti i monaci basiliani e dove furono trovate le reliquie dei Tre Santi Alfio, Filadelfio e Cirino, da cui appunto poi San Fratello prese il nome, originariamente San Filadelfio. Ospiteremo 3 produttori, quindi di vini, la cantina Scambria, di olio e miele, la tenda agricola Carroccio, e poi abbiamo l'azienda agricola, nonché l'agriturismo Oriti, con le terrazze sul mare, dove alla fine di questa manifestazione potrete anche degustare i prodotti che i garanti sono buonissimi. Adesso lascio la parola a loro per presentare ognuno il proprio prodotto. Iniziamo. Buongiorno a tutti, ringraziamo l'amministrazione comunale, il sindaco per la bellissima organizzazione qui sul Monte San Fratello, al santuario dei Tre Santi, Sant'Alfio, Cirino e Filadelfio. Questa bellissima giornata del Martin Fest organizzata dal NetWeb. Mi presento, mi chiamo Benedetto Riti, abbiamo un'azienda agricola che io gestisco, fondata dal nonno Benedetto, continuata da mio padre e adesso dal 2002 gestita da me. Noi abbiamo un'azienda dove è basata sulla produzione di carni, salumi e formaggi, di produzione dei nostri animali, dove abbiamo un punto vendita all'interno dell'agriturismo, un agriturismo con una situazione logistica, ristorazione e esposizione dei prodotti. Ci trovate sul nostro sito web leterrazzesulmare.it. Per quanto riguarda la produzione dei nostri prodotti, parliamo dai formaggi tipo provola,
formaggio stagionato, formaggio primosale, ricotta. Per quanto riguarda la parte del cotti andiamo dalla mortadella alla porchetta, per quanto riguarda i crudi, salame, speck, carni fresche tipo salsiccia di suino nero, costata di vitello, costicine di suino nero. Questa è un'anteprima di quello che noi produciamo. Grazie, passo la parola all'azienda Carroccio. Buongiorno a tutti, non voglio essere ripetitivo a quello che ha detto il mio collega Auriti, sono contento, ringrazio il sindaco e l'amministrazione per avermi invitato, la Proloco e niente, vi parlo della mia azienda, sono il figlio della terza generazione di produzione del miele e dell'olio, abbiamo un'azienda agricola che non solo produce questi prodotti, ma abbiamo anche bovini, abbiamo anche cavalli, asini e chi più ne ha più ne metta. Questo miele quest'anno purtroppo la produzione è stata limitata e abbiamo soltanto come produzione il miele di Millefiori, perché abbiamo fatto anche altri tipi di miele come il miele di mango, miele di castagno, di eucaliptus, però purtroppo quest'anno è stato quello che è stato. L'estate è stata molto forte, le api come produzione non ci sono riuscite a produrre il massimo e quindi l'unico frutto che abbiamo potuto raccogliere è stato il miele Millefiori, che è quello proprio autunnale, grazie alla pioggia del mese di settembre e i primi di ottobre. Anche l'olio quest'anno ha avuto anche un abbassamento di produzione. La nostra produzione di olio, abbiamo più di 2500 piante di ulivo, è stata bassissima, però nonostante questo abbiamo fatto la nostra comparsa. E come produzione abbiamo l'olio San Benedetto, che è proprio l'olio extravergine d'oliva, prende il nome del nostro santo patrono e siamo qua. Adesso passo la parola al nostro collega. Buongiorno. Ciao, grazie a tutti per essere qui, sono Nino Pellerini, responsabile commerciale dell'azienda Cambriavini, un'azienda che alla quarta generazione dal 1864 produce vini nelle colline furnaresi. Siamo più o meno 45 km a nord-est da Messina, di fronte alle isole Olie. E nel 2005 l'azienda ha iniziato il recupero di un vitigno messinese praticamente abbandonato, che è il Nocera. Siamo l'azienda che ha più estensione di vigneti di Nocera, in totale sono circa 20 ettari, quasi la metà sono a base Nocera, e lo produciamo in 6 differenti versioni, 3 in purezza e 3 in blend, con i principali vitigni siciliani e internazionali. Siamo l'unica azienda che ha sperimentato con successo il metodo classico da uve Nocera, il passito da uve Nocera, e a breve usciremo anche con una grappa di Nocera. Oggi per l'occasione abbiamo portato 2 etichette rappresentative dell'azienda, un vino bianco e un vino rosso, in abbinamento con i prodotti tipici che ha portato qui il collega. Abbiamo uno Chardonnay DOC Sicilia 2021, è un vino bianco che fa affinamento in baricche e lo possiamo tranquillamente abbinare con i formaggi freschi e rischiare anche con qualche salume speziato profumato. E poi il rosso invece, che è il Masseria delle colline furnaresi, è il vino d'ingresso del mondo del Nocera, è un Nocera in versione giovane, ha una media struttura, discreta acidità, un bel tannino morbido, e lo possiamo tranquillamente abbinare con tutti i salumi e i formaggi stagionati. Su Masseria dal prossimo anno siete tutti invitati a visitare la nostra nuova cantina, che sarà inaugurata
penso nel periodo estivo, dove realizzeremo una struttura anche per degustazione, accoglienza, ma soprattutto anche per raffinare il vino. Grazie. Bene, intanto grazie ai produttori per aver accettato questo invito. Adesso daremo il via alla degustazione e in ogni caso vi aspettiamo tutti anche stasera e domani sera per il nostro Martin Fest, dove avremo anche ulteriori momenti per le scioccocucchi e avremo anche un'altra tipo di azione, ossia biscotti tipici locali e suino nero cotto. Come state vedendo sfilano 3 bellissimi esemplari di cavallo sanfratellano, quindi alla fine di questa manifestazione avrete anche il piacere di vedere uno spettacolo equestre a cura del maestro Carmelo Lo Cicero. Sì, vabbè, già che vuol fare la foto. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno amico mio. Ecco, da questa parte in effetti. Fantastico. Così viene la chiesa. Bravo. Grazie.